Dunque pensavo che quando siete venuti io mi aspettavo le difficoltà, perché è già stato provato e non sono riusciti a farci un film, perché io non volevo. Adesso lo voglio, perché ha uno scopo, è una guerra. Maria Lai è la più grande artista, insieme a Costantino Nivola, dell'arte sarda del Novecento, è un gigante conosciuto in tutto il mondo, che apre porte e sensibilità rispetto anche alla produzione sarda, sia artistica che culturale. Noi come società Torn & Son Communication a settembre dell'anno scorso abbiamo prodotto in collaborazione con la Film Commission della Regione Sardegna Post Scriptum, che è un film documentario sull'artista che contiene la sua ultima testimonianza, importantissimo perché è un po' una summa del suo pensiero poetico. Con questo film intendiamo promuovere l'immagine della Sardegna, di una Sardegna che ha radici secolari nel campo dell'elaborazione artigianale e artistica, ma che queste radici riesce a farle comunicare anche col contemporaneo e il moderno, appunto grazie ad artisti come Maria Lai e Costantino Nivola. Questo film diventa un po' un veicolo di comunicazione dell'immagine della Sardegna, perciò abbiamo concluso un accordo con i Sardegna Store per utilizzarli come vetrine di questa importantissima ricchezza culturale che abbiamo. Abbiamo iniziato un percorso di promozione appunto legato a film, al Maria Lai e a degli eventi collaterali che partirà il 7 marzo a Milano, nello store di Milano, in partenariato con l'Auditorium San Fedele, che è uno dei centri del cinema milanese, per cui facciamo questo abbinamento Sardegna Store e grandi luoghi, location culturali delle singole realtà. Proseguiremo in aprile, il 4 aprile a Roma, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di San Luca, sempre con la stessa formula, Sardegna Store, vetrina, evento esterno di grande impatto culturale. Dopodiché questa prima tranche di promozione si concluderà il 14 di maggio a Berlino, nello store e presso l'Istituto Italiano di Cultura nell'Ambasciata Italiana di Berlino.